In un momento di grande difficoltà economiche, in un momento di profonda crisi, i progetti per quanto riguarda i cantieri di servizio potranno rappresentare una importante valvola di sfogo. Il Comune di Favara ne ha presentati 8. Sì, abbiamo appreso con grande soddisfazione il fatto che il governo della regione abbia deciso di intervenire in maniera sussidiaria nei confronti delle esigenze delle popolazioni della nostra regione, su cui pesa fortemente attualmente un grave stato di inoccupazione e di disoccupazione. E quindi il fatto che il governo abbia emanato questa direttiva regionale per dare ai comuni la possibilità di presentare dei progetti che possano occupare in tutta la Sicilia diverse centinaia, diverse migliaia, forse anche di lavoratori, il nostro comune ha approntato e presentato giorno 19 alla Regione Siciliana 8 progetti cantieri di servizio così chiamati, che possono occupare 160 persone per un periodo massimo di 3 mesi. Per un importo complessivo? Per un importo complessivo, diciamo, non c'è un importo vero e proprio, perché la Regione stabilirà il numero dei cantieri sulla base della popolazione. Secondo i progetti che saranno presentati si dividerà la somma e sarà attribuita ai comuni, sempre ripeto, in rapporto alla popolazione. Noi abbiamo ritenuto opportuno prepararne qualcuno in più rispetto a quello che riteniamo ci debbano toccare, in maniera tale, se ci sono altri comuni che eventualmente non hanno presentato istanze, possono essere spalmate nei confronti degli altri comuni della Sicilia. Potenzialmente quanti potrebbero essere i lavoratori impegnati, utilizzati? Ma noi abbiamo previsto 20 lavoratori per ogni progetto, quindi essendo 8 i progetti sono 160 i lavoratori inoccupati e disoccupati che possono sperare in un posto di lavoro. Quali sono i campi di intervento? Ma i campi di intervento sono sui servizi socioassistenziali e soprattutto sull'intervento di pulizia e di sistemazione delle ville comunali, anche del cimitero di Piana Traversa, cioè proprio quelle opere che hanno una valenza sociale e che possono dare sfogo, anche se per un periodo di tempo molto breve, a questo gruppo di lavoratori, nella speranza che questa realtà possa guardando in avanti, possa avere nei prossimi mesi anche altre possibilità di intervento che leniscano il grave stato di disoccupazione che stiamo vivendo nel nostro comune.